La giornata è proprio stupenda, sembra ci sia un sole che spacca, ma in realtà stiamo caricando tipo a 14 ampere, non è nulla per il mio impianto. Guarda legna per stasera, cioè 14 ampere sono tantissimi, perché se ci ricordiamo su Scarosso il massimo che sono riuscito a caricare era 8,5, no? Qui 50 e qualcosa. Resto convinto che comunque non sia il massimo e che possa caricare oltre i 50. Per fare sta prova dovrei avere le batterie scariche oppure essere sotto un bel sole con acceso tipo un grande phone sotto inverter e cose del genere, sempre con le batterie scariche. Da tanto che non venivo in montagna, sai? Devo dire, qua non è proprio montagna altissima, però è verissimo che le salite sono insomma abbastanza impegnative, perché sai che qua, l'ho detto spesso, nel Vicentino c'hanno proprio queste salite ripide. Infatti mi ricordo infatti anche in moto in smart, insomma, che pettinavano. Tradotto nel linguaggio dei camper, alcune salite te le devi fare obbligatoriamente in prima marcia. Vero CP? Digli come cantava il motore, faceva buh. Caro il CP, amore, te spusi come non mai. Puzza più che altro l'alito, a parte perché ammagna cadaveri, vabbè, è un cane normale, ma perché il CP, siccome è un cane un po' esaurito, quindi è anche un CE, quando abbaiavano altri cani che era a casa, lei andava a mordere la recinzione di cemento, di ferro, che sbatteva un cazzo, e gli ci ha lasciato tutti i denti, quindi praticamente ha molti denti spaccati, scheggiati, eccetera. Alla sua età ormai cosa vuoi fare? Cioè, non tanto per il discorso non ne vale la pena, non ha anni, no, non è quello, è il discorso che per fare interventi ai denti, ai cani, cioè, ai denti dei cani, devono metterli sotto anestesia totale. So, da quello che ho sentito dire in giro a veterinari, che non è possibile farlo, a meno che non siano proprio cose estremamente gravi, su cani di una certa età. E CP in linea teorica è già fuori età, perché il pitbull va dai 10 ai 12 anni di vita, CP ne ha 12. Però CP sarà l'eccezione come Rise, in quanto nonostante abbia 12 anni la vedi ancora bella larghetta, sana. Sì che il pit dopo una certa età inizia a prosciugarsi, no? Proprio la testa si rimpicciolisce, il corpo e tutto quanto. Forse da lì nasce la leggenda, no? dei pitbull, che poi all'epoca era i Rottweiler, che poi era i Doberman, eccetera, no? Che gli si stringeva il cranio, no? E diventavano matti. Quella ovviamente è una leggenda metropolitana. È chiaro che comunque se gli si dovesse stringere il cranio a un cane o a un qualsiasi essere vivente, fidati che muore, perché se gli schiacci il cervello muore. Ma che bello il giubbottazzo che mi hanno regalato. L'unico difetto è che se non mi va bene non posso fare neanche il reso ad Amazon. A parte che è ora di pranzo, ma non so che ora arriva Andrea, perché io vado a legna per stasera, perché avrei tanta voglia di fare un giro io a sentieri, insomma, ecco. Qua sotto sento acqua. Ah, la vedo, eccola là, la vedi la cascata, guarda. Eccola là, vedi, ci arriveremo in qualche modo. Sì, dai, vuoi non fare il focherello stasera? Fabio, brutto tirapacchi. Guarda le legne che avevamo per fare il focherello. Che sia da azzardarsi, Italia fa ste mega salite in bici. जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, कुछ करो बेटा। यहाँ सब अपने सपनों की रेस में लगे हुए हैं, पर सपने उसके ही सच होते हैं जो दिन रात एक कर देता है उनके पीछे। आई तेरी बारी, अब तू दुनिया को जीत ले, हिम्मत से अपनी हालातों को फेर दे, मिलेगा ना मौका तुझे यहाँ बार बार, बुज़दिली को चौखट से अपनी घसीट दे, मौका मिला है तुझे चौका लगा दे, अंदर है लावा तो सबको जला दे, छोड़ छुप शक्कर में रोना, तुझ में हंसने वालों की आज फिल्म बना दे, आग है तू राग है तू हरा भरा बाग है तू खास है तू आस है, कईयों का विश्वास है, चलना है रुकना नहीं, बढ़ना है झुकना नहीं, करना है डरना नहीं, लड़ना है मरना नहीं, जंग è तेरी आज खुद की खुद से, सड़कों पे झुंड में होने वाला कोई डर। È l'ennesimo video perso a causa del microfono spento, comunque si diceva. Che è arrivato Andrea e ci ha portato il Caivo, guarda Caivo, guarda che roba. Ma quello là sopra là cos'è? L'ossario o il forte? Ah, l'ossario. Ho visto un sacco di camper salire, che bello anche qua. Dove sono andati i camper? Sul passo. Ah, ok. E figa, cos'è questa? Alfa. A parte i cerchi osceni, bella. Sì, bello anche qua. Infatti Andrea mi diceva di venire anche qua, però non lo so. Cioè, hai visto di là ci sono solo io.
Yeah, pensa a fare Need for Speed con questa? Ha il motore dietro, tipo i Ferrarini. Tu hai che roba, Andrea? Voi interni? Fuorissima, ricorda tanto la Lotus Elise vista così velocemente. No, cosa te fa? No, ti sto scherzare. Cioè, no, non arriviamo fino su là. No. Belle ste strade, mi ricordano un po' Passorolle, un po' Need for Speed. Vedi i pilastri di cemento? Cos'era la filovia che ti portava su la gente su in Pasubio? Nella prima guerra mondiale Pasubio era la fronte di guerra. Twist Italia, ti impari robe anche quando eri al T4? 45 minuti. Sì, no, vabbè, ma non è 45 minuti, ma è alta? Ma vai, sto perdere coglioni! Andrea, sei sicuri? Sai che ho fatto i campi minati in Macedonia? A parte ha paura del freddo d'Italia, ma secondo i miei calcoli, no? Perché è un po' come i cartelli, sono un po' tipo Google Maps, che ti dice della serie 40 minuti da qua a là e dopo in realtà per te un'ora e mezza. Oh, sta? Giustamente di qua si era messo Andrea col T4, Beh, col camper, effettivamente no, potresti farlo anche col camper, di quei sballottamenti che non ti dico. Ma te l'avevi anche al laghetto? È una figata, Sì, che carino. Ma qua dopo latte che è tutto montagna, è tutto Pasubio. Adesso non ti vedi mia perché caivo, ma là è tutto il versante del monte. Sta bene, cazzo. Sì, no, era più bello sto giardino. Ma se puoi venire dentro fin qua col camper? No, non più. Ecco, portalo, l'ha fatto sti laghetti qua. E là i tavoli da picnic? Dove? Proprio. Cosa? Era un ex cimitero della prima guerra mondiale. Però ha fatto questo schifo qua che non si sa col che sia. Sta roba in lamiera qua te dici? Abbastanza schifo. De qua ex cimitero Malgapraz è scritto. Ogni posto che vado a strade romane era in mezzo dappertutto i romani. Cimentare. Effettivamente. No, qua ha ragione Andrea, no? Ti ricordi proprio di recente avevamo fatto il discorso, no? Su questa vecchia mentalità di cementare e di isolare, no? la natura, quindi i sassetti, la terra, l'erba, perché nella vecchia mentalità era disordine, era sporco, no? Però effettivamente guarda quanto brutto è. Vabbè, almeno ora l'hanno abbassato, ma si metteva un sentierino di terra battuta, di sassolini. Ok, i sassolini bianchi, e quanto più bello era, in mezzo così al bosco, alla natura. Senti, ancora di opportunità, Andrea. Senti. Di acciaio inox. Urco, quello sì, effettivamente. Ok, quindi lasciamo un attimo il cimitero e l'obbrobrio che ha infastidito un po' Andrea del T4 e proseguiamo verso l'ossario, se ci arriviamo. No, ma non è tanto... Il mio amico che sei del CAI mi ha detto: ma avete visto che merda chi ha fatto su a Malgapraz? Ho detto no, mi ha visto, va a vedere perché mi viene a fare, non ha su. Certo, Italia che vuole il coraggio fare sti posti, più che altro perché praticamente sono da solo in quel boschetto con Andrea. Metti che a Mujer non gli ha fatto un tocco. Anche perché sei in settimana buona. Dopo si rifà sul povero singolo poretto. Belli, bellissimi sti posti, bellissimi. Vedi, Andrea del T4, senza saperlo, ha inaugurato la nuova rubrica delle puntine, che si chiama Weekend in Camper 2 punti, ma in realtà fa vedere i posti spiegati oppure anche solo presentati da o quelli del gruppo o dai tu. E Andrea te sei il primo, e Andrea ci sta facendo vedere della sua Vicenza questo posto che lui ha scelto, e Italia si ha scelto bene. Quindi facciamo subito i complimenti ad Andrea, anche perché c'è da camminare molto e quindi dopo sarò tutto un porchidare, quindi ringraziamo adesso e dopo mi rimangerò tutto. Eccolo. Vai Figari!